È stato presentato a Roma dall'assessore al turismo della Regione Veneto, Marino Finozzi, il progetto di un nuovo circuito turistico dedicato al paesaggio culturale, a cui hanno aderito 135 ville venete. Questo progetto sulle ville venete è un passo importante per la Regione per farsi conoscere, per far conoscere le bellezze del Veneto. Certo, questa capacità di aggregare oltre 200 ville attorno a un prodotto turistico che è in grado di attrarre turisti, soprattutto turisti di alta qualità, va a inserirsi in questo straordinario puzzle dell'offerta turistica del Veneto, che ha tantissimi prodotti, tantissime destinazioni che assieme creano questa grande capacità attrattiva che rende il Veneto primo in Italia per presenze turistiche. Prima regione turistica d'Italia, ma anche una delle regioni all'avanguardia nella sinergia tra pubblico e privato. Lo ricordiamo, le ville la maggior parte sono di privati, però sono dei beni da valorizzare. Certo, è un patrimonio inestimabile che noi abbiamo ereditato, che vorremmo poter consegnare alle prossime generazioni, non così come l'abbiamo ricevuto, ma magari migliorato da un punto di vista della manutenzione. Risorse sono sempre meno, soprattutto per questo tipo di interventi, quindi abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte dei proprietari a inserirsi in questo circuito turistico per avere delle risorse per mantenere viva la propria struttura. Sono dimore storiche e quindi la cultura e la storia del Veneto vengono valorizzati, ma poi ai turisti che andranno a visitarle c'è anche il resto che offre il Veneto e parliamo dell'enogastronomia. Infatti molte di queste ville sono sedi di prestigiosi marchi da un punto di vista vitivinicolo. Tantissime cantine hanno scelto una villa come loro dimora commerciale, quindi questa è la rappresentanza di un forte connubio tra villa, cultura, territorio, produzione enogastronomica. Quindi ricordando che queste ville non sono nate come casa vacanze di qualcuno, ma come sede integrata sul territorio di un'attività commerciale fortissima, qual era la Repubblica di Venezia tra il 600 e l'800. Tante ville, ma tante altre sono, tra virgolette, lo diciamo, rimaste fuori. Questo non vuol dire che un domani non possano integrarsi nel progetto. Assolutamente no. Molte di queste sono anche abitate dai legittimi proprietari, quindi spesso e volentieri non hanno bisogno di mettere la propria dimora a servizio del turista. Però tantissimi stanno vedendo che sul settore del turismo possono avere un'interessante, importante attività economica, quindi c'è un continuo aumento di adesioni a questa carta di servizi che tende a dare delle garanzie al turista su quello che può trovare. L'iniziativa, che nei prossimi mesi sarà proposta anche sui maggiori mercati turistici internazionali, prevede la possibilità di visitare gli edifici storico-monumentali aderenti al progetto, i loro parchi, soggiornarvi, ristorarsi e conoscere e assaggiare le migliori produzioni del territorio. È un momento molto importante, ma non solo per far conoscere le bellezze delle nostre ville venete, che sono conosciute in tutto il mondo, come testimonianza del nostro Rinascimento, ma soprattutto per far capire, conoscere le ville venete che sono diventate un prodotto turistico molto importante. Le ville ormai da alcuni anni si sono strutturate proprio per fare turismo sotto vari aspetti. Noi abbiamo non solo le ville museali, ma abbiamo anche ville che danno ospitalità di ottimo livello, abbiamo alberghi di 4-5 stelle, anche 5 stelle lusso, abbiamo centri congressuali, ristoranti, bed and breakfast, agriturismo e poi centinaia di ville dove si svolgono attività di tipo culturale, da spettacoli di danza, musica, teatro, ma poi anche incontri conviviali. Abbiamo una realtà importantissima. Abbiamo una settantina di ville venete che sono aziende vinicole di ottimo livello, per cui con la possibilità di degustare i prodotti tipici del Veneto e i vini veneti che adesso stanno conquistando un po' tutto il mondo. Ecco, è importante porsi in modo differente nei vari mercati turistici, quindi l'offerta che va verso l'estero in che cosa si differenzia rispetto a quella verso il mercato italiano? Non c'è in effetti molta differenza, è chiaro che
Con l'estero noi lavoriamo perché l'estero è quello che ci porta quel turismo che può dare sviluppo economico, ma anche con l'Italia, se diciamo, il cliente italiano è più spinto alla visita museale. Noi abbiamo gruppi che arrivano da tutta Italia con i pullman per fare le loro visite museali delle nostre splendide ville. Dall'estero invece vengono proprio per soggiornare nelle ville e cogliere quel fascino del dimorare, del dormire tra mura affrescate del Cinquecento. La rete turistica aperta al pubblico che viene presentata a Roma è costituita dalle ville venete, i cui proprietari si sono impegnati al rispetto di una carta dei servizi al turista. Esse offrono con orari e modalità certe la possibilità di visitare gli interni e i parchi, di soggiornarvi o di ristorarsi con le produzioni agroalimentari e i vini del territorio. Beh, la nostra associazione è legata a un territorio vastissimo che ha oltre 4.000 ville, Veneto e Friuli, e i nostri iscritti sono diverse centinaia e sono per lo più i proprietari delle ville venete che noi chiamiamo i luoghi della cultura, cioè sono ville venete che aprono, e hanno già da anni, aprono i battenti, oggi organizzati in una rete, oggi collegate anche alle istituzioni e quindi in grado di iniziare a produrre un turismo di qualità nelle varie aree regionali. La novità è proprio questa, il connubio, il lavoro tra pubblico e privato porta a una dimensione di potenziale, lo chiamo ancora potenziale, turismo, che io voglio fare sempre riferimento ai Castelli della Loira. Non dimentichiamo che lì circolano qualcosa come 7,5 milioni di visitatori con un indotto di quasi 1 miliardo di euro e sono 27. Noi abbiamo 50 ville che hanno all'interno molto di più di quanto non abbiano i Castelli della Loira e un corollario di altre ville che sono luoghi di ospitalità notevole, straordinaria. I luoghi e i monumenti ci sono, lei ha fatto riferimento dunque ai Castelli della Loira, come riuscire ad eguagliarli se non a superarli? Come? Continuando a lavorare a quattro mani, pubblico e privato, perché bisogna creare gli itinerari, i percorsi. Stiamo per emanare un primo catalogo che andrà anche online di percorsi delle ville venete e coinvolgendo i tour operator di tutto il mondo. Li stiamo incontrando, americani, canadesi, russi, cinesi e quant'altro e certamente rimangono affascinati e soprattutto stupiti che esista una Venezia in terraferma, come la chiamiamo noi, costituita appunto di centinaia di ville, un paesaggio inedito, luoghi sconosciuti e un collezionismo e una quantità di cose magnifiche da visitare e da vedere. Collaborazione tra pubblico e privato e uno degli esempi è l'evento odierno. Esattamente, oggi siamo insieme, parliamo insieme di questa cosa che ai più è sconosciuta. Grazie ad Alberto Passi, Presidente dell'Associazione Ville Venete. Grazie a voi.